Guardi, io rispetto all'autonomia io sono federalista convinto, parto da questo principio perché ho studiato da storico, io sono uno storico, sono uno studioso, quindi ho studiato l'autonomia del Veneto ancora a partire dal 1866, quindi dall'annessione del Veneto in avanti, e ci sono stati dei momenti storici, dopo la Prima Guerra Mondiale, dopo la Seconda Guerra Mondiale e anche in tempi recenti, in cui le classi dirigenti venete, sto parlando di classi dirigenti regionali che avevano anche un certo peso, hanno chiesto ripetutamente l'autonomia. Questo è accaduto subito dopo la Prima Guerra Mondiale. C'è stato un futuro Presidente della Repubblica che ha detto che il Veneto era il bubbone d'Italia, perché il Veneto doveva essere ricostruito, era un certo Luigi Einaudi. E io parto da una considerazione storica: l'autonomia non deve essere chiesta ma deve essere meritata. Io faccio una proposta questa sera, io l'ho fatta anche in tempi recenti su un giornale locale, proprio quando c'è stato il referendum nel 2017, nell'ottobre del 2017. Diamo l'autonomia a tutte le regioni d'Italia, diamolela, decidiamo le materie, magari non saranno 23, saranno 15, saranno 10, e diamo l'autonomia sotto forma di patente a punti. Ci sono delle regioni che meritano l'autonomia, io credo che il Veneto meriti l'autonomia, ci sono delle regioni che hanno dimostrato negli scorsi decenni di non meritarla. Io le metterei alla prova a tutte le regioni, non sto parlando ovviamente di nord e di sud, sto parlando di classi dirigenti regionali che hanno più o meno amministrato più o meno bene queste regioni. E allora la questione De Luca, piuttosto che la questione Emiliano, piuttosto che la questione Sardegna, perché parleremo credo anche di pastori sardi questa sera, dove c'è una regione a statuto speciale che non riesce a tutelare i lavoratori, in questo caso i produttori di latte sardi, che dobbiamo salvare noi. Cioè io pongo questa domanda: ho letto ieri che il ministro Salvini ha proposto di acquistare attraverso 44 milioni di euro delle forme di pecorino per far alzare il prezzo del latte, portarlo da 60 centesimi a €1. Io non sono disposto a salvare con soldi pubblici una cosa, con soldi miei, lasciamo stare Veneto, Lombardia, eccetera, qualcosa che deve essere fatto ad esempio da una regione a statuto speciale come la Sardegna. Daniele Ceschi, questa cosa la approfondiamo, però magari corriamo anche il rischio di fare il bis del televoto. No, e anche